Sul Friuli impazzano, tra l'altro, poi vi farò vedere le critiche che riguardano in particolare il presidente Tondo e la sua auto, tant'è che Giorgio Meneghetti le domanda se è venuto con la sua auto o con l'auto blu. Io ho l'auto mia da sempre, ho rinunciato fin dall'inizio all'auto blu e a tutti i benefit. Però, a rimborso chilometrico. Faccio 70.000 chilometri all'anno e io sono rimborsato solo da casa mia a Venezia, basta. Non ho altri rimborsi io chilometrici di nulla. Io ho rinunciato a tutti i benefit di assessore. C'è questo video scoop che mi propone Stefano Zanet, che tra l'altro ha scelto come fotoprofilo un'occasione in cui ci siamo incontrati, che riguarda il governatore del Friuli Renzo Tondo, che sarebbe andato con l'auto blu al congresso regionale del Popolo della Libertà a cui lui appartiene. È legittimo andare in auto blu a un congresso di partito? Ma guardi, quando finisce la sua funzione di presidente e quando inizia? È come il presidente Zaia che per tutte le minacce che ha avuto ha una scorta, deve averla solo quando è istituzione o no? Cioè, ma faccio per dire la stessa situazione. La scorta è un'altra cosa. Dopo sta alla coscienza di tutti noi. Secondo lei l'auto blu per andare a un congresso di partito secondo me farebbe bene andare con la sua, come ci va Giampaolo Gobbo, come ci vado io e come ci andiamo in tanti di noi.